Chiediamo il nome e la qualifica. Stefano Zaninelli, direttore generale di ATV Verona, coordinatore dei direttori generali delle aziende di trasporto del Veneto. Situazione drammatica. Sì, situazione molto grave, una situazione che si ripercuote soprattutto sull'utenza e l'utenza anche più debole. Il servizio di TPL, il servizio di trasporto pubblico locale, è di fatto un servizio essenzialmente sociale, sia per tariffe sia per servizi in zone che sono penalizzate dal punto di vista urbanistico e di densità abitativa. Quindi questo taglio sottolinea una grave difficoltà soprattutto per queste persone che sono quelle che più hanno bisogno di trasporto pubblico. Avete appena concluso una riunione, avete deciso qualcosa strategicamente, potete fare qualcosa? La riunione è di tenere duro su quello che il governo ha deciso. Ci sono altri 400 milioni dedicati al TPL nazionale, la quota veneta sarebbe di circa 35 milioni di euro di fatto, che compenserebbe totalmente il taglio. Quindi il taglio con questi 35 milioni che devono assolutamente arrivare sarebbe assolutamente azzerato e quindi quantomeno i veneti rimarrebbero con il servizio attuale, che non è un servizio eccellente, ma è un servizio quantomeno accettabile. Aumenti in vista per i biglietti. Gli aumenti sono l'ultima ratio, nel senso che l'aumento poi di fatto corrisponde anche ad una minore attrattività del sistema e quindi si perdono utenti. Si perdono gli utenti, come dicevo, più penalizzati, quelli che non possono permettersi nemmeno il trasporto pubblico. Quindi è l'ultima ratio l'aumento delle tariffe nel trasporto pubblico. A chi poi dovrà insomma sborsare più soldi e voi volete dire che è colpa di chi? No, nessuno vuole scaricare colpe su nessuno. Voglio dire che il trasporto pubblico locale non si può mettere alla stregua dell'organizzazione di fiere, senza nulla togliere alle fiere o di altri eventi. Il trasporto pubblico locale è fondamentale in una società che vuole modernizzarsi. E quindi questi 35 milioni